Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta con il nostro Focus TG. In questa giornata post esito elettorale se ne fa naturalmente un gran parlare, la vittoria del no al referendum per bocciare oppure confermare la riforma sull'ordinamento giudiziario, con le reazioni naturalmente da parte del governo. Proprio in queste ore il ministro della giustizia, il guardasigilli Carlo Nordio, trevigiano, tra l'altro sconfitto nella sua Treviso proprio dal no, ha assunto su di sé la responsabilità politica, così ha detto, di questa sconfitta, e si vedrà naturalmente se ci saranno ulteriori passi del ministro dopo questa presa di responsabilità, anche se sui quotidiani oggi in edicola Nordio stesso dice: l'anno prossimo tornerò ai miei studi, lasciando intendere che per questo ultimo anno di legislatura il posto non lo lascerà, ma si vedrà l'evoluzione appunto nelle prossime ore. Chiaramente tutto questo ha una ricaduta anche a livello territoriale. In Veneto, lo ricordiamo, ha prevalso il sì, anche piuttosto nettamente. Il resto d'Italia però, dopo appunto oltre a Veneto, anche Lombardia, anche la Lombardia ha visto la vittoria del sì, ma in buona parte del territorio nazionale, lo vedete, il risultato definitivo ha prevalso il no, 53,74% contro il 46,26%. In Veneto, come detto, quasi sfiorato il 60% per il sì. Ovviamente questo non è bastato sul dato nazionale. Allora noi ci colleghiamo in diretta da Venezia con la nostra Anna Maria Parisi, che è in Consiglio regionale questa mattina, lavori in corso ma naturalmente reazioni politiche. Eccoli qua, Giovanni Manildo, speaker dell'opposizione, e Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, per avere quello che è anche il sentiment dal territorio. Anna Maria, a te buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Lina, e per riportare le parole del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, cui hai accennato tu, è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo la responsabilità. Queste in estrema sintesi le parole sull'esito della riforma della giustizia Carlo Nordio trevigiano, riforma che, come hai detto bene, se ha visto a livello nazionale la vittoria del no, comunque a livello veneto ha visto una prevalenza, la prevalenza del sì, con il 58,41%. Allora quali Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, e gli esiti a livello politico, insomma un voto che pesa notevolmente questo in Veneto e nella nostra regione. Sì, pesa perché il Veneto non si è adeguato a quella che è, diciamo, è stato il leitmotiv a livello nazionale. Non si è adeguato insieme a una parte la parte più produttiva del paese, insieme alla Lombardia, e l'altra regione il Friuli Venezia Giulia. Poi se guardiamo le province del Piemonte scopriamo che la sola provincia di Torino ha votato no e tutte le altre province piemontesi hanno votato sì. Quindi si inserisce in quella che è la tradizione di un asse del nord che, diciamo, vede con favore, con maggior favore almeno, le proposte di cambiamento che provengono da governi centrali e che, diciamo, intendono migliorare il sistema, in questo caso come quello della giustizia, o in altri casi ci ricorderemo tanti anni fa sul tema della devolution. Quindi, però è di tanti anni fa. È di tanti anni fa, ma io da leghista sono molto affezionato a tutto ciò che riguarda il trasferimento di competenze dallo Stato centrale alle regioni e agli enti territoriali secondo il principio della sussidiarietà. E quindi devo dire ci fa riflettere sul fatto che c'è una parte del paese minoritaria purtroppo, però della quale noi siamo rappresentanti, che ci chiede un miglioramento, almeno di continuare a cercare miglioramenti su quello che è il sistema della giustizia. Prendiamo atto ovviamente del fatto che il no abbia vinto, che a Napoli il 75% dei cittadini hanno votato no, così come probabilmente a Palermo. Napoli, no, non ce l'abbiamo su, diciamo che ci sono contesti nei quali la maggior parte dei cittadini con percentuali bulgare, come Napoli Comune avevo visto, si sono espressi per il no con una, diciamo,
una devozione alla contrarietà della riforma che mi ha lasciato stupito, e quindi quando si è in democrazia il risultato va sempre accettato, quindi voglio dire non c'è nessun problema da questo punto di vista. Ecco, anzi, un attimo Barbisano, perché dobbiamo dare parola anche all'altro nostro ospite, a Giovanni Manildo, consigliere regionale nonché capogruppo in Consiglio regionale del PD. Vero è, Giovanni, che nei capoluoghi veneti comunque ha prevalso il no? Sì, compresa Treviso? Sì, nei capoluoghi ha prevalso il no, Treviso, Venezia, confermando dei dati anche delle ultime regionali. Devo dire che questo è il frutto che un referendum purtroppo è stato molto politicizzato. Dico purtroppo perché il referendum doveva essere... si dimostra ancora una volta che su temi così importanti che vanno a toccare la Costituzione gli italiani vogliono che sia il Parlamento ad occuparsene. Il modo con il quale la campagna elettorale è stata portata avanti dal sì, che faceva scendere delle conseguenze qualora si fosse votato sì su determinati ambiti della giustizia, non erano reali, e questo i cittadini lo hanno capito. Quindi io penso che sia da fare un mea culpa su chi ha condotto una campagna elettorale referendaria che è andata veramente fuori centro rispetto ai temi fondamentali. Rimane la necessità di una riforma della giustizia, ci devono essere maggiori risorse perché la giustizia sia più efficiente, per cui ci sia maggiori organici, per cui ci sia più capacità di dare risposte certe ai cittadini. Per quanto riguarda invece la riforma della magistratura, garantendo la separazione dei poteri, garantendo l'autonomia della magistratura, penso che l'insegnamento che noi tutti dobbiamo portarci a casa è che bisogna onorare il mandato che chi siede in Parlamento ha ricevuto, e bisogna dare atto che la Repubblica Italiana è una Repubblica parlamentare, ci deve essere un approfondimento molto più serio, molto più forte, e le riforme costituzionali devono essere fatte non a colpi di maggioranza, ma cercando di avere un percorso assolutamente condiviso e che cerchi di tener conto di tutte quelle che sono le legittime richieste. Per quanto riguarda, è chiaramente stato politicizzato questo referendum, guardiamo i dati, a livello veneto si è confermata che nelle province c'è una grandissima forza del centrodestra, nei capoluoghi, come è stato sottolineato, pur evidenziando che si tratta di competizioni elettorali totalmente differenti, qualche dato incoraggiante per il centrosinistra c'è. Quindi in sintesi Giovanni Manildo, nonostante la vittoria del no, che era ed è per il no, ha detto comunque l'esito di questo voto, considerata l'alta percentuale, altissima percentuale di sì in Veneto, deve far riflettere. Una riforma della giustizia è comunque necessaria, il governo deve restare dov'è fino allo scadere del suo mandato. Allora, non sono io che decido, il governo... Questo è il suo pensiero. Allora, che il governo, io lascio Nordio, che ha un'onestà intellettuale a cui tutti... penso che dobbiamo riconoscerli, ha detto sono il papà di questa riforma, sarà lui a dover trarre le conclusioni. Penso che la perdita di questo referendum siano anche molte dichiarazioni, penso a Del Mastro, a Bartolozzi, per persone che in qualche modo hanno snaturato la campagna referendaria. Per quanto riguarda invece la Meloni, sarà lei che trarrà le conclusioni. Per quanto riguarda invece, io penso che sia necessario avere l'onestà intellettuale di parlare di riforma di giustizia e riforma di magistratura, che sono due cose differenti. Sicuramente anche da operatore del diritto, da avvocato, ritengo che sia un tema da affrontare seriamente e soprattutto da affrontare con un confronto serio e tecnico e non fuorviato come è successo in campagna elettorale. Barbisano, ad aggiungere qualcosa prima di concludere questo collegamento? Ma che permanga la necessità di una riforma della giustizia, credo di sì, perché in tutti i sondaggi demoscopici i cittadini esprimono il fatto di non essere soddisfatti della giustizia, dei tempi della giustizia, della certezza della pena. Queste sono cose che chi fa politica sa, perché parla con i cittadini tutti i giorni. Sul tema veneto non vorrei che passasse un concetto sbagliato, mi permetto di dire
che in Comune di Verona e in Comune di Rovigo, che sono due capoluoghi, ha vinto il sì, quindi anche qui la situazione è a macchia di leopardo, cioè tutte le province sono per il sì e quasi tutti i capoluoghi sono per il sì, nel senso che Verona fa 240.000 abitanti, quindi è una realtà molto importante di cui tener conto. Ma adesso, a parte la conta dei voti, che voglio dire a livello nazionale ci vede soccombenti, quindi questo è il dato e di questo ne dobbiamo prendere atto. Probabilmente l'insegnamento che il popolo ha dato più volte al Parlamento di non procedere a colpi di maggioranza sulle riforme costituzionali, come fece Renzi e come oggi ha fatto l'attuale governo, non è stato accolto, e credo che sia una lezione che mi sento di condividere con Giovanni Manildo sul tema di come la politica debba assumersi le proprie responsabilità, non delegarle al popolo, specialmente su temi anche così tecnici, sui quali poi si rischia, come si diceva, di condurre una campagna elettorale che, siccome è difficile spiegare i tecnicismi, la si butta in vacca con la destra, la sinistra, i ladri, gli innocenti e tutte queste stupidaggini qui, che sicuramente non hanno aiutato il fronte del sì. Ecco, queste le ragioni del sì e del no da Palazzo Ferrofini, dal Consiglio regionale del Veneto, da Venezia. Lina, se non hai domande da porre ai nostri ospiti, saluto Giovanni Manildo e Riccardo Barbisan, e per la parte tecnica con Sandro Ponchio ti restituisco la linea. Grazie Anna Maria, grazie ai tuoi ospiti. Ben chiaro anche Riccardo Barbisan, lo avete sentito sul concetto di come evidentemente si doveva procedere in maniera alternativa per portare avanti questa riforma. Noi andiamo a ripercorrere adesso quello che è il dato che è emerso dunque alla chiusura delle urne, le parole della Premier Giorgia Meloni. Andiamo avanti nel rispetto di quella che è stata la decisione del popolo, ha detto Meloni, e poi anche i focus su quello che è il dato nel territorio. I cittadini hanno deciso e noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo. Non sono nemmeno le 5 del pomeriggio quando la Premier affida ai social il suo messaggio, incassando di fatto la sconfitta sul referendum della giustizia. Il no lungo lo stivale ha prevalso in maniera netta, andando anche oltre quelle che erano le previsioni della vigilia. 10 minuti dopo Meloni, la nota del guardasigilli Carlo Nordio: prendo atto, dice il ministro, che ribadisce come il voto non abbia significato politico. Di tutt'altro avviso le opposizioni: ce l'abbiamo fatta, viva la Costituzione, afferma Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. Sonora batosta per il governo, rilancia Matteo Renzi. Dal Partito Democratico, nel corso della diretta di Focus, la riflessione di Alessandra Moretti. Non è soltanto qui una responsabilità di Giorgia Meloni, che governa e quindi ce ne ha molta. La responsabilità è anche del nostro schieramento, lo schieramento di centrosinistra, che alla luce della risposta che il Paese ha dato probabilmente deve cambiare strategia. Se l'analisi non può che essere politica, altrettanto significativo è il dato regionale, che racconta di un Veneto dove è prevalso ovunque il sì, seppure con differenze spesso notevoli tra capoluoghi e provincia profonda. Ad ogni buon conto, per la Lega, reduce dai funerali del leader Bossi, sta ritornando lo schema nord contro sud. Questo è un'altra chiave di lettura, insomma, in Veneto, Friuli, Trentino e Lombardia, insomma, il sì pare abbia vinto, e quindi questa è una lettura su una suddivisione territoriale che sta diventando marcata, sta ritornando ad essere marcata. Ci sono però due casi. Il primo riguarda Treviso capoluogo, la città di provenienza del ministro Nordio, dove le fibrillazioni tra alleati, soprattutto sui temi della sicurezza, sono quotidiane. Nei seggi cittadini a vincere, seppure di misura, è il no. Il secondo caso arriva da un'altra città, Venezia, chiamata alle urne in tarda primavera. Anche
qui il no prevale e sembra tirare la volata al centro-sinistra di Andrea Martella. La vittoria del no indica una scelta molto chiara. Va difeso l'equilibrio tra i poteri dello Stato come base della nostra democrazia e indica che questa riforma era costruita male e fatta peggio. I cittadini hanno risposto in maniera inequivocabile anche a Venezia con una forte affermazione del no, a difesa dell'equilibrio tra i poteri e anche a dimostrazione che la giustizia deve essere sempre dalla parte dei cittadini. Per Roberto Bulldog Marcato, Lega è già tempo di autocritica. Secondo me il centrodestra stava sottovalutando l'esito del referendum, cioè credo che siamo partiti dando un risultato per scontato, il sì. Invece così non è stato, secondo me ci abbiamo investito poco e poi nel momento in cui il centro-sinistra ne fa una questione politica hai voglia tu a mettere in campo avvocati, giuristi, tecnici, devi rispondere con argomenti politici. E naturalmente dall'altra parte c'è stato il festeggiamento di chi ha sostenuto in questi mesi la campagna del sì per bocciare al referendum questa riforma, e dunque ieri sera a Padova, città dove il no ha vinto, tra l'altro c'è stata una grande mobilitazione di piazza. Il segnale è che ha vinto la democrazia, perché la grande affluenza alle urne è un segnale molto importante, la vittoria del no è un segnale altrettanto importante, perché credo che i cittadini abbiano capito quali erano i veri scopi di questa riforma. I veri scopi erano quelli di intaccare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e l'equilibrio dei poteri voluto dai nostri padri costituenti. È la voce del magistrato Giorgio Falcone, referente del Comitato per il no al referendum sulla giustizia, a spiegare l'esito della votazione. Non solo il dato della grande partecipazione, ma anche il segnale che gli italiani hanno voluto dare scegliendo il no. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sulle note di Bella Ciao, in centinaia sono arrivati sul listone sotto le finestre del comune per festeggiare la vittoria del no al referendum. Un tantam sui social ha richiamato un gruppo folto di partiti, associazioni e comitati. In piazza anche l'ex sindaco di Padova Flavio Zavononato ed esponenti storici della sinistra padovana. Un dato padovano che è eccezionale, che mi ha dato una grande soddisfazione. È la riaffermazione del fatto che la Costituzione, che è stata scritta per tenere insieme gli italiani, non per dividerli, come questa cosa che ci è stata proposta dalla Meloni, hanno risposto nel modo giusto. È frutto di un lavoro serio che è stato fatto da tante associazioni, ma è il frutto anche di un sentimento diffuso tra la popolazione. Gli italiani dopo tanto tempo hanno capito che si stava toccando la Costituzione in punti molto delicati e hanno risposto come abbiamo visto. Penso che i cittadini e le cittadine italiane abbiano risposto in maniera convinta e abbiano dato anche un segnale a questo governo che adesso deve ripensare a molte cose, viste le riforme che avevano in mente di fare. Ecco, la Costituzione nel nostro Paese rimane ancora una legge fondamentale. Anche alcuni assessori della giunta comunale si sono mischiati alla gente che festeggiava il risultato, che a Padova città ha visto trionfare nettamente il no con il 56% dei voti, un segnale di buon auspicio verso le amministrative del 2027. Noi leggiamo questi dati anche con quello sguardo. Il fatto che a Padova, dopo aver vinto nel contesto del Comune di Padova le elezioni regionali, aver superato la media nazionale anche in questo referendum in maniera significativa, dà il senso di una città che certo guarda con fiducia al mondo rappresentato dal centro-sinistra, ed è con questa fiducia che noi andremo in cammino verso le elezioni comunali del 2027. Io credo che voglia dire una cosa, in città un'affluenza così importante, un risultato così chiaro del no dimostra il fatto che i cittadini si sono informati, era un referendum importante e costituzionale, hanno voluto partecipare, hanno voluto informarsi ed esprimere la loro opinione, e questo credo che sia un dato significativo, perché vuol dire che non si vince in città con gli slogan. A votare no sono stati soprattutto i giovani, con una grande affluenza della fascia d'età under 35. Un'affluenza importantissima e uno schieramento da parte delle giovani
giovani generazioni, parliamo della fascia tra i 18 e i 34, sul no davvero molto importante, un segnale come la parte giovane di questo Paese vuole difendere, ha dimostrato di voler difendere la Costituzione, la democrazia e quindi i valori antifascisti che questo governo in maniera così arrogante, con una riforma che tentava di mettere il controllo politico sulla magistratura, ha cercato di attentare. In piazza anche il collettivo auto-organizzato universitario CAU per chiedere le dimissioni del governo Meloni. Di fronte a una sconfitta su un referendum su cui si è puntato così tanto, che il governo abbia la dignità di dimettersi in questo momento sarebbe davvero il minimo. Questa è la richiesta che arriva da parte della piazza. Dunque a Padova si votava anche per le suppletive in Veneto con un'affluenza del 57,65%, a Rovigo il 52,21%, affluenza nettamente in calo rispetto alle politiche del 2022. La Lega ha trionfato nei seggi lasciati liberi da Alberto Stefani e Massimo Bitonci. La conferma della vittoria del centrodestra nelle elezioni suppletive nei due collegi veneti arriva in tarda serata, mentre è in corso l'analisi del voto per l'esito del referendum sulla giustizia, che invece ha visto perdere il sì alla riforma fortemente voluta dal governo Meloni. I due seggi nei collegi uninominali del Veneto, lasciati liberi da Alberto Stefani e Massimo Bitonci, divenuti presidente e assessore regionale, sono andati ai candidati della Lega. Nel collegio Veneto 201 a Rovigo prevalso il tesoriere della Lega Alberto Di Ruba con il 57,43% delle preferenze, che ha superato Giacomo Bovolenta del centro-sinistra, più staccato Giuseppe Padoan, Italia Resistere, con il 7,67%. Nel collegio Veneto 202 di Selvazzano Dentro e parte dell'Alta Padovana ha vinto invece Giulio Centenaro, sempre della Lega, con il 59,44%, che ha superato Antonino Stivanello del centro-sinistra con il 31,21%, Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia col 5% e Andrea Paccagnella di Ora con il 4%. Risultato del referendum che è stato commentato anche dal sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, esponente del Partito Democratico. Andiamo a sentirlo. Il primo dato molto significativo è quello dell'affluenza, che in Cintea è ancora più alta rispetto alla media nazionale, segno che i cittadini, quando vengono coinvolti su temi importanti, votano e votano convintamente e votano in massa. Un segno anche di fiducia, devo dire, in un tempo in cui l'affluenza è sempre più bassa. D'altronde avevamo visto le assemblee pubbliche, gli eventi delle campagne del sì e del no in questi mesi, e avevamo visto sale piene di cittadini che volevano partecipare. L'altro grande insegnamento di questo referendum è che quasi mai le riforme costituzionali fatte a colpi di maggioranza funzionano. Penso al referendum del 2016, quello che toccò la riforma portata avanti dall'allora premier Matteo Renzi, penso ovviamente al referendum di questi giorni. I cittadini non accettano, non vogliono che ci siano riforme forzate sulla Costituzione, perché la Costituzione per fortuna è ancora un baluardo, è ancora un punto di riferimento nella vita democratica del nostro Paese. Sentivamo poco fa il tema delle richieste da parte della gente riguardo alla giustizia, tutto sommato separazione delle carriere, argomento tecnico, la gente vuole certezza della pena, vuole che i malviventi rimangano in cella. Soprattutto noi abbiamo raccolto in questi mesi le richieste di chi viene derubato, di chi subisce un furto in casa. Allora andiamo in diretta da Villorba, da Catena di Villorba, con il nostro Cristian Arboit, che è sul posto con Tommaso Migot, perché c'è evidentemente una banda in circolazione che potrebbe aver colpito anche altrove in queste ore, e c'è appunto paura e allerta da parte dei residenti. Cristian. Buongiorno Lina, dici bene, c'è paura, c'è allerta da parte dei residenti, non solo qui a Villorba ma in buona parte del territorio della Marca trevigiana. In azione quella che potrebbe apparire una banda di predoni. Ci troviamo, io e Tommaso Migotta, a Catena di Villorba, perché qui si è registrato un ultimo furto in abitazione. I ladri sono entrati in questa casa
nel momento in cui sono entrati non c'erano i proprietari all'interno, hanno rovistato dappertutto e si sono impossessati di alcuni gioielli, e poi sono stati avvistati da un passante, e quindi si sono dati alla fuga a bordo di una T-Roc scura, nera, comunque scura, di un'autovettura scura. La segnalazione è partita anche via social nel gruppo di furti in corso. Fatto sta che siamo qui a parlare di un furto perpetrato in piena mattina all'interno di un'abitazione verso le 10, tra le 10 e le 11, tra l'altro lungo un'arteria particolarmente trafficata, dove la gente passeggia e quant'altro. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, c'è il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, sempre molto disponibile e attento ai temi della sicurezza, anche perché proprio in questi minuti, in queste ore, la polizia locale di Villorba sta scandagliando accanto ai carabinieri le immagini della videosorveglianza. Villorba è uno dei comuni con più telecamere nella Marca trevigiana. Tra l'altro Tommaso può inquadrare proprio le telecamere che si stanno scandagliando in questi minuti. Sindaco Soligo, è un fatto grave, però insomma si sta indagando senza soluzione di continuità. Sì, buongiorno a tutti. È un fatto grave, inaccettabile che nelle prime ore del mattino o del pomeriggio ci siano questi furti. Inaccettabile perché noi come comuni, come sindaci, come bilanci comunali stiamo adeguando la videosorveglianza in maniera molto importante. E quindi noi siamo un comune dove sta investendo molto sulla videosorveglianza, che sta dando anche i propri furti. Infatti i carabinieri in queste ore stanno vagliando le immagini e sembra che sia un buon punto per risalire ai responsabili. Ecco, diciamo che sui social è stata diffusa in un primo momento anche la targa di questa vettura, ma sono sempre cose molto delicate, anche perché, lo diciamo per esperienza, molto spesso le targhe cambiano con una certa rapidità. Infatti ve lo raccontiamo spesso nei nostri telegiornali, è molto frequente anche il fenomeno proprio del furto di targhe. Sì, allora un consiglio che posso dare è che sui social può esserci la segnalazione, ma quando si mettono foto si può andare incontro anche a brutte esperienze, quindi le foto dove ci sono numeri di targhe o persone è meglio darle alle forze dell'ordine. Noi abbiamo anche un controllo del vicinato molto capillare qui a Villorba, che appunto con le segnalazioni e con gli avvertimenti WhatsApp sono riusciti anche a evitare brutte sorprese. Ecco, un controllo di vicinato e comunque l'importanza di essere sempre attenti. Ieri questi ladri sono stati messi in fuga proprio da un passante, 3-4 uomini a volto travisato. Tra l'altro ci sono delle analogie con i fatti che vi abbiamo raccontato nel nostro telegiornale di ieri sera con il servizio di Nicola Marcato. Un furto anche qui in pieno giorno, ieri mattina a San Biagio di Callalta. Sentite cos'è successo e potete vedere anche voi le analogie tra questi due episodi. Stamattina io sono uscita di casa alle 9, mio figlio alle 10:35 circa si è accorto, aveva sentito dei rumori in camera mia, si è alzato e ha visto che c'erano 4 persone incappucciate e gli ha intimato di andarsene, e loro gli hanno puntato la torcia in viso, gli hanno detto che erano della polizia, di stare tranquillo, e poi sono andati via. Paura in pieno giorno con i ladri che arrivano a fingersi poliziotti pur di entrare nelle abitazioni. È successo in via Bosco, nelle campagne di San Biagio di Callalta, dove un ragazzo di 19 anni e mezzo, appena sveglio, ha sentito dei rumori provenire dalla camera dei genitori, suoni insoliti che lo hanno subito insospettito. Avvicinandosi per capire cosa stesse accadendo, si è trovato davanti a una scena inquietante: 4 uomini con il passamontagna che gli hanno puntato una torcia contro, intimandogli di stare calmo e spacciandosi per agenti. Poco dopo i malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Li ha visti partire con un'utilitaria nera, non è riuscito a vedere né il tipo né la targa della macchina.
E l'accento di queste persone? L'accento era straniero. Il ragazzo, paralizzato dalla paura, non ha reagito. In casa, al piano di sotto, si trovava anche la sorella di 21 anni. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso. Abbiamo avuto tanta paura, non è la prima volta che succede, racconta la famiglia ancora scossa dall'accaduto. È la prima volta che cercano di entrare in casa? No, già nel 2013 c'erano venuti in casa. Sì, sempre con la stessa modalità, sempre in camera su quadro, sempre questa è la modalità. Diciamo che anche di giorno non si può più stare tranquilli, ecco. Un episodio che riaccende la preoccupazione tra i residenti delle zone di campagna, sempre più spesso nel mirino dei ladri. Sempre più spesso nel mirino dei ladri, diceva Nicola Marcato nel servizio. Sindaco Soligo, dicevamo, le indagini proseguono senza sosta, le telecamere sono fondamentali, aiutano sempre nelle indagini. Più volte abbiamo raccontato anche di storie a buon esito qui sul suo territorio comunale, però manca sempre un anello della catena. Manca sempre il dopo. Quando sono stati individuati i colpevoli, la legge deve essere un attimino con più fermezza e le pene devono essere un po' più severe, insomma, deve essere la certezza della pena, altrimenti tutto quello che viene investito nel territorio svanisce. Tutte le telecamere, tutte le iniziative. Con tutte le iniziative, anche noi faremo anche assemblee con i cittadini per spiegare da parte dei carabinieri quali sono i metodi, truffe che vengono usati nel territorio, però tutto svanisce se poi non c'è la certezza della pena, quindi qualcuno al di sopra di noi dovrebbe un attimino cercare di trovare una certezza della pena, altrimenti tutti questi sforzi che fanno le amministrazioni comunali svaniscono. Tutto vanificato. Grazie Sindaco Soligo. Lina, da Catena di Villorba è tutto con Tommaso Migotta mentre caccia questa T-Roc scura, è tutto, quindi ti restituisco la linea. Grazie al nostro Cristian Arboit. Quindi questo è il desiderio, l'abbiamo sentito, di giustizia e di sicurezza da parte dei cittadini. Noi concludiamo la nostra rassegna legata all'esito del referendum andando a vedere proprio le conseguenze su Treviso, perché c'è un'analisi specifica del voto da fare sul capoluogo, città del ministro della giustizia Carlo Nordio, in cui ha prevalso il no. Siamo passati dal 44% delle regionali al 60% qua. Beh, devo dire, speriamo che rimanga il 60% e poi Treviso il no vince per 200 voti. Saranno anche pochi, ma è la città del ministro, quindi siamo molto soddisfatti di questo. La politica è questione di numeri e da qui si riparte, fa intendere dal Partito Democratico l'avvocato Antonella Tocchetto, che nella città di Carlo Nordio è stata promotrice del no. Non proprio un dettaglio con Stefano Pelloni, che dei Dem è capogruppo, che rilancia dicendo come un'altra maggioranza sia possibile. Treviso si conferma una città aperta, dinamica e soprattutto contendibile in vista delle prossime elezioni amministrative. Le parole di Pelloni. Intanto in Piazza dei Signori il popolo del no è sceso in strada. Fratelli d'Italia dal canto suo sembra evitare ogni drammatizzazione dell'esito cittadino. Non vedo un grosso significato in questo, sinceramente. Qualche sezione può aver votato più convintamente per il no e quindi spostare il dato numerico. Non ci vedo alcuna ricaduta di natura politica da questo punto di vista. Fa eco a Crea il commissario provinciale dei meloniani Emanuele Loperfido. È il trend generale che premia nelle città capoluogo il no. Se il centro-sinistra, dice Loperfido, preferisce affidarsi a questo voto piuttosto che al recente voto politico delle regionali, faccia pure. Ed eventualmente per chi vuole dare un dato politico a questo referendum, in provincia di Treviso ha stravinto il sì e quindi totale fiducia alla coalizione di centrodestra e totale fiducia da parte della provincia di Treviso alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E se nella Lega cittadina sembra prevalere la linea del silenzio, tocca al meloniano Crea, anche da tecnico, fornire una prima analisi generale.
avevo purtroppo previsto la possibilità concreta che vincesse il no. Quando il cittadino, che ovviamente non può essere per forza di cose un tecnico, si è trovato a dover in un certo qual modo scegliere in questa polarizzazione politica tra ciò che proponeva con i messaggi tecnici il centrodestra e ciò che invece proponeva con messaggi forse meno tecnici, forse un po' più populisti, l'Associazione Nazionale Magistrati, per la credibilità che giustamente hanno i magistrati, credo che i cittadini con un atteggiamento più fideistico abbiano avuto una propensione per il messaggio da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati. Questa la disamina del voto a Treviso. Anche a Treviso ieri sera c'è chi è sceso in piazza a festeggiare un volto storico della politica trevigiana. Adriana Vigneri, avvocato, docente di diritto pubblico ma anche parlamentare del PDS per 3 legislature consecutive, ci ha fatto ai nostri microfoni la sua lettura di questo voto. La cosa più importante, secondo me, è che gli elettori hanno detto non si cambia così la Costituzione. Questa è la sicurezza più importante che questo voto ci ha dato. La Costituzione va cambiata perché non è immutabile, ma va cambiata con alti numeri e una profonda discussione e un largo convincimento. Così si cambia la Costituzione. Quindi non una forzatura, insomma. Non le forzature, no. Non i colpi di maggioranza e non nessuna apertura al confronto, perché questo c'è stato, nessuna apertura al confronto. Così Adriana Vigneri al microfono del nostro Lucio Zanato. Noi torniamo adesso alla cronaca, andiamo a Torreglia sui Colli Padovani per una notizia davvero tragica. La morte di un bimbo di appena 12 anni si è spento dopo 6 anni di lotta contro una grave malattia. Nicolò Legnaro, figlio dell'ex sindaco. Il viaggio di Nicolò sulla terra si è compiuto e prosegue ora nella meta dell'infinito. Come famiglia in questo momento ci stringiamo nel silenzio e nella preghiera di fronte al mistero, ma siamo certi che troveremo le parole per testimoniare la bellezza che ha seminato in terra Nicolò, il supereroe dell'amore. È un messaggio luminoso e pieno di speranza nel grande dolore che stanno vivendo, quello che Filippo Legnaro, la moglie Chetti e i figli scelgono per comunicare la scomparsa di Nicolò. Aveva 12 anni Nicolò e dal 2020 lottava contro una grave malattia che sembrava sconfitta ed era ricomparsa nel 2024, strappandolo alla vita. Anni segnati dall'amore e dal dolore, questi per la famiglia dell'ex sindaco di Torreglia, circondata dall'affetto della comunità e in particolare degli amici e compagni di Nicolò che hanno vissuto insieme oggi un momento di condivisione con la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Torreglia. I funerali del piccolo Nicolò, che con i suoi occhi grandi amava guardare il cielo, si svolgeranno nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Torreglia. Rimaniamo nel Padovano con il gravissimo incidente che è accaduto proprio a Padova questa mattina. Un autobus di linea ha investito una giovane di 22 anni che stava attraversando la strada all'altezza di via Gozzi. Sentiamo la cronaca di Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende che sono andati sul posto. Sono durati circa 2 ore i rilievi del gravissimo incidente avvenuto qui. Siamo in via Gozzi, erano le 8 di questa mattina quando un autobus del trasporto extraurbano che viaggiava sulla linea di 2 Carrare in arrivo dalla stazione ha investito una giovane di 22 anni del veneziano. L'investimento è avvenuto proprio all'altezza dell'attraversamento pedonale che vedete inquadrato. La giovane stava proprio passando dall'altro lato della strada diretta al punto in cui ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende. L'autobus stava arrivando dalla stazione, non si sa esattamente che cosa sia accaduto, l'ha investita, la ragazza è sbalzata proprio sul vetro dell'autobus ed è stata trascinata fino al punto in cui in questo momento è ancora presente un lenzuolo bianco. L'autista si è fermato immediatamente, in quel momento nell'autobus
non c'erano passeggeri, sono arrivati i sanitari del SUEM 118 che le hanno prestato le prime cure, attualmente è ricoverata in prognosi riservata in ospedale a Padova. I rilievi li sta conducendo la polizia locale di Padova che sta interrogando anche l'autista dell'autobus, un autista esperto che da molti anni viaggiava su questa linea che è obiettivamente che in questo momento è sotto shock. Tutti i dettagli nelle edizioni di questa sera. Grazie ai colleghi di Padova per questo report. I morti sulle strade in provincia di Treviso stanno calando come numero, quasi dimezzati dal 2024 al 2025, fa sapere l'ente provincia che ha la supervisione sull'operato delle forze dell'ordine in strada, e il direttore ACI si fa portavoce non solo della stretta sui monopattini ma anche in un futuro sulle e-bike, che dice essere fuori controllo. L'obiettivo zero morti è assolutamente quello che tutti ci auspichiamo. Sarà difficile perché poi ogni morte per noi è sempre una sconfitta, però sai, nel 2025 quantomeno siamo contenti che le morti sono quasi dimezzate rispetto all'anno precedente, per cui vuol dire che tutto il lavoro di sensibilizzazione porta dei frutti e non dobbiamo mai fermarci. L'obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2050 resta il faro a cui guardare, ma aver dimezzato i decessi sulle strade provinciali è un traguardo importante. Numeri e dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni. E se il 2024 è stato un anno nero con 66 vittime, confermando la Marca come una delle province venete più pericolose, il 2025 potrebbe essere l'anno della svolta, grazie anche a misure più restrittive del nuovo codice della strada, emanato proprio a fine 2024. E dal 16 maggio ci sarà anche l'obbligo di targa di assicurazione per i monopattini, misura che il presidente dell'ACI Torcellan non esita ad approvare. I monopattini purtroppo stanno diventando una piaga perché sono pericolosi per loro, ma sono pericolosi un po' per tutta quanta la movimentazione e sicuramente la sicurezza che noi invece vogliamo tanto, che non seguono regole, non seguono, si buttano in mezzo, fanno e creano delle pericolosità per loro e per il movimento della circolazione normale, quindi sicuramente casco, sicuramente targa per poterli poi identificare, sicuramente assicurazioni e quant'altro, in maniera che anche quelle cose che possono fare rendere queste persone responsabili. Regole che il direttore vorrebbe estendere anche alle biciclette elettriche, diventate grazie a trucchi e manomissioni quasi dei motorini, e che secondo lui andrebbero regolamentate anche sotto il profilo lavorativo in modo totalmente diverso. Per quanto riguarda il discorso appunto del lavoro di rider, così ci stiamo muovendo a livello nazionale per sensibilizzare appunto tutte quante le utenze per effettuare dei controlli più puntuali a questo, e che anche la gestione del lavoro, in questo caso appunto comporta il non comportarsi bene, dovrebbe essere qualcosa che viene codificato anche dal punto di vista attività lavorativa diversamente. L'importanza della prevenzione, dell'informazione, della sensibilizzazione dunque, e domani mattina a Treviso dalle 9 alle 13 si svolgerà proprio una giornata dedicata a questo, la quinta giornata della sicurezza stradale tra simulatori di crash test e di guida in stato di ebbrezza, aperto a studenti e cittadinanza. Ci si rende effettivamente conto con queste prove esperienziali di cosa vuol dire camminare con degli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza e quindi che non si riesce nemmeno a camminare, figurarsi a guidare, ma anche essere ribaltati in una macchina e trovarsi sottosopra e dover uscire in sicurezza senza farsi prendere dal panico. Ecco, io credo che queste siano le esperienze che servono ai nostri giovani, perché toccando con mano questi momenti e queste situazioni si può veramente capire quanto è importante rispettare le regole per garantire la sicurezza nostra e degli altri quando siamo per strada. Una mattinata dedicata a simulazioni, crash test, circuiti per biciclette e per auto, per comprendere al meglio come ogni comportamento errato o sanzionabile alla guida sia un pericolo per la sicurezza di tutti. La quinta giornata, ideata dalla Commissione Mobilità dell'Automobile Club Treviso con il patrocinio della Prefettura, della Provincia e del Comune, vedrà impegnati sul campo anche le forze dell'ordine come Carabinieri, Polizia Stradale Locale, oltre a Vigili del Fuoco, SUEM 118 e Croce Rossa, che simuleranno gli interventi successivi alla chiamata a seguito degli incidenti.
Sono attesi 700 studenti, ma la giornata è aperta a tutta la cittadinanza. Particolare rilevanza avrà il momento in cui i vigili del fuoco dimostreranno come si libera dalle lamiere un corpo che rimane incastrato. Cosa che non viene fatto chiaramente con una forbice da cucina, ma viene fatto con delle cesoie e dei varicatori, macchine che potrete vedere. Potrebbero essere suoni abbastanza forti, vi assicuro che è un'esperienza abbastanza impattante. Io non ho avuto l'occasione 20 anni fa di poter fare una mattinata come quella che farete mercoledì. Probabilmente la vedrete un pochettino come un free day, un giorno libero da scuola. 20 anni dopo vi assicuro che se l'avessi fatta probabilmente avrei ragionato in maniera completamente diversa. Quindi vi dico, il consiglio che vi posso dare, vivetela un attimino come se fosse una sorta di praticantato per quello che sarà poi un domani l'esperienza che farete su strada come autisti o come autisti di macchina, bicicletta o altro che sia, perché è un'esperienza particolare. L'importanza della prudenza, andiamo a un caso che ha destato naturalmente grande clamore, grande dolore, la tragedia della strage di Santo Stefano di Cadore. Quella persona ha distrutto 5 famiglie, non voglio più saperne nulla, ci ha detto così Lucio Potente, nonno e papà e marito di 2 delle vittime della strage di Santo Stefano di Cadore, commentando la richiesta di arresti domiciliari da parte della 34enne tedesca che causò quel tragico incidente, Angelica Hutter. Abbiamo una legge, inutile che lo dica io, lo dicono tutti, abbiamo una legge, i giudici che, è assurdo, insomma. Sembra che uno che fa più danni e meno, non lo so neanche spiegare, ho sentito che la volta che era evasa, che voleva suicidarsi, non lo so, ma poi non voglio sapere niente di quella persona lì. È talmente deluso e distrutto dal dolore Lucio Potente, papà di Elena, nonno del piccolo Mattia e marito di Maria Grazia, che non ha più la forza di commentare ciò che riguarda Angelica Hutter, la 34enne tedesca che ha falciato il compagno di Elena, Marco Antonello, il figlio di 2 anni e la nonna. Nulla più, dice Potente, ci restituirà ciò che abbiamo perso. Non voglio sapere nulla di questa persona qua. Le dico solo che stiamo male, ma male, basta. Mi scusi se non mi protraggo oltre. Io devo vivere per aiutare i miei figli e ci ha distrutto la vita a 5 famiglie, no alla nostra. La nostra, mia figlia poi ha perso tutto, capisce? Ha perso il piccolo, ha perso la mamma che glielo teneva, ha perso il compagno. Questo dunque quello che ci ha detto Lucio Potente. E adesso andiamo a quella che è la situazione di Angelica Hutter, responsabile, come detto, di questa strage. La donna per la quale il suo legale ha chiesto, come detto, gli arresti domiciliari, attualmente è in libertà vigilata, una misura cautelare che non le permette di scontare la pena. Ci spiega tutto il suo legale, l'avvocato Giuseppe Triolo. Avvocato, cosa avete chiesto per la sua assistita e cosa cambierebbe? Allora, la richiesta che è stata fatta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, nel momento in cui era previsto che avrebbe dovuto scontare gli arresti in carcere, è stata quella degli arresti domiciliari. È un'ipotesi particolare che può essere concessa nell'ipotesi in cui la condanna sia inferiore ai 4 anni e proprio per le sue condizioni di salute, nel momento in cui gli arresti domiciliari sono collegati strettamente dei presidi sanitari. Siccome l'Angelica ha dei problemi di natura psichica, è chiaro che abbiamo chiesto gli arresti domiciliari perché correlati con un percorso di cura. Lei mi ha spiegato che attualmente il regime a cui è sottoposto è libertà vigilata, che non le starebbe facendo scontare la pena inflitta. Non le fa scontare la pena inflitta, questa è una misura di sicurezza, è una misura di sicurezza che era stata già imposta successivamente al termine del periodo in cui aveva scontato gli arresti domiciliari, gli arresti in carcere. Era stata applicata la misura di sicurezza in via provvisoria, poi con l'emanazione della sentenza è stata applicata la misura di sicurezza
sicurezza, sempre della vigilanza per il periodo successivo, prima che iniziasse a scontare la pena, e attualmente è ancora sottoposta a questa misura di sicurezza della vigilanza. Questa non le permette di scontare assolutamente la pena, nonostante le prescrizioni che sono state imposte fanno sì che la stessa in sostanza non possa allontanarsi senza l'ausilio di eventuali altre persone dalla struttura in cui si trova. E mi conferma che lei continua a non ricordarsi di quanto accadde a Santo Stefano di Cadore e nemmeno dell'incidente che ha avuto durante la libertà vigilata? Sì, non si ricorda di questi episodi perché molto spesso sono correlati con acuzie della malattia di cui la stessa soffre e conseguenzialmente a momenti particolari che vengono evidentemente rimossi o comunque non incidono a livello di memoria. Torniamo adesso sulla morte sul lavoro. Ieri mattina a Selvazzano di un ragazzo di appena 22 anni è stata aperta un'inchiesta sulla morte del giovane senegalese rimasto incastrato ieri mattina nel macchinario per il taglio delle lamiere in un'azienda. Vano il tentativo di un collega di portargli soccorso. Era figlio unico Mamour Mbou Pape, il 22enne originario del Senegal, morto ieri mattina mentre stava lavorando in questa azienda di Caselle di Selvazzano Dentro, la Boldrina Anselmo SRL. Era in Italia dal 2024 e viveva a Padova nel quartiere di Torre. Aveva raggiunto il papà che è corso con alcuni colleghi e con il cuore in gola davanti ai cancelli della fabbrica. Lavorava e studiava al centro provinciale di istruzione degli adulti Mamour Mbou Pape, un giovane con tanti sogni e il desiderio di costruirsi una vita. È un ragazzo speciale, sempre con il sorriso in bocca, buonissimo, non ci sono parole. Noi siamo parenti ma siamo come voi, non sappiamo ancora niente cosa è successo. Erano le 8 di lunedì, inizio turno, inizio settimana. Il 22enne stava lavorando su un macchinario destinato allo srotolamento e al successivo taglio a cesoia delle lamiere, quando nel tentativo di rabboccare il liquido lubrificante il giovane sarebbe rimasto incastrato all'interno del cilindro del macchinario. Un collega, un 50enne originario del Togo, ha disperatamente tentato di tirarlo fuori procurandosi un taglio alla mano destra giudicato non grave, ma per Mamour Mbou Pape non c'è stato nulla da fare. Un dramma su cui la procura di Padova ha aperto un'inchiesta. Per lunghe ore sul posto hanno lavorato i carabinieri con i funzionari dello Spisal che hanno posto sotto sequestro il macchinario e stanno verificando che tutte le norme sulla sicurezza siano state rispettate. Un dolore infinito per la famiglia e per la comunità senegalese che si è subito stretta a un padre rimasto solo a piangere un figlio uscito di casa per andare al lavoro che in quella casa non ha più fatto ritorno. Una morte, quella di Mamour Mbou Pape, che è la quarta in provincia di Padova dall'inizio del 2026. Questa mattina invece altro episodio di cronaca, andiamo a vedere le immagini in questo video. Un pilota di parapendio belga di 34 anni è precipitato a ridosso di un'abitazione, siamo a Semonzo di Borso del Grappa, erano circa le 9 sul posto. Su M118 con l'equipe medico-infermieristica il parapendio è caduto in fase di atterraggio da un'altezza di 5 metri dopo l'impatto con un albero, tanto che si è reso necessario, lo vedete, anche l'intervento dell'elisoccorso di Treviso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pieve del Grappa. Per il 34enne è stato riscontrato un trauma al bacino e per questo motivo è stato trasportato al Cafoncello di Treviso. Non risultano danni all'edificio contro il quale appunto il parapendio è andato a schiantarsi. E c'è stata invece ieri mattina una tragedia sul Samboldo, siamo a Cison di Valmarino, dove un 65enne di Susegana è stato colpito da un improvviso malore mentre camminava insieme a degli amici che hanno tentato invano di rianimarlo dopo appunto che si era sentito male. Quest'uomo, Luigi Tarzariol, era tra l'altro rimasto vittima di un furto in casa un paio di mesi fa. Luigi Tarzariol, 65 anni, di Susegana, è deceduto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava con alcuni amici in località Caldela, a Cison di Valmarino, nella zona del Passo Samboldo.
Quella che doveva essere un'escursione tra amici si è trasformata in pochi istanti in un dramma. L'uomo si è accasciato a terra perdendo i sensi e subito è stato lanciato l'allarme al SUEM 118. I presenti nel frattempo hanno iniziato le manovre di rianimazione, guidati dagli operatori al telefono in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche ambulanza, personale medico e l'elicottero. Nonostante i tentativi, per il 65enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto poi sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Tarzariol di recente era stato anche vittima di una rapina a fine gennaio proprio in casa sua a Susegana, dove una banda di malviventi gli aveva sradicato la cassaforte dal muro. Voltiamo pagina, lasciamo per qualche minuto la cronaca, andiamo a Vicenza dove i colleghi hanno registrato la protesta dei cittadini di Corso San Felice rispetto al progetto del Metrobus, progetto che appunto inquieta i residenti che avevano proposto una variante al tracciato. Il comune sembra procedere, dicono, senza confrontarsi con il quartiere. Commercianti e residenti reagiscono e dunque sul posto per noi Daniele Garbin e Simone Squarcina. Corso San Felice Fortunato, in questo tratto di questa via nel centro storico di Vicenza, insorge contro il progetto del Metrobus che dovrebbe arrivare a poco, a breve, proprio come opera compensativa della TAV, solo che è un tracciato, un progetto che è osteggiato da residenti e commercianti come Massimo Colombara dei commercianti che insomma avete promosso la vostra decisione di non accettare questo progetto. Avete anche organizzato una petizione. Sì, noi avevamo fatto una petizione che ha raccolto 1100 firme, queste 1100 firme le avevamo già consegnate mesi fa al sindaco e attualmente aspettiamo ancora una risposta. Abbiamo fatto anche un intervento l'ultimo consiglio comunale con una protesta silenziosa e la risposta non arriva. Ecco, noi abbiamo raccolto anche le interviste e le voci dei residenti e commercianti perché questi spazi che è alle mie spalle, questa pista ciclabile e questi parcheggi spariranno. Queste le voci. Si tratta di un tema di desertificazione delle nostre città. Qui si rischia proprio quello, i commercianti sono ovviamente molto preoccupati, i residenti altrettanto perché questo è un punto, una zona storica delle botteghe di vicinato di Vicenza che rischia la desertificazione. La paura è che l'impoverimento di questa via comporti a un avvicinarsi della parte di degrado che c'è già vicino alla stazione in Viale Milano e noi abbiamo scelto questa via perché comunque è una via ricca con tutte le vetrine accese anche quando io torno da lavoro alle 8 di sera, comunque è una via piena, abitata e questo sicuramente ci preoccupa. Mi preoccupa il fatto che avendo un'attività di arredamento credo che il problema più grosso sia quella mancanza di parcheggi e comunque i nostri camion per caricare e scaricare come faranno? In 7 minuti 8 dove c'è il passaggio di un tram non aprono neanche la porta del coso, quindi sarà una delle attività più penalizzate. Il problema per i residenti c'è un grosso punto interrogativo sui valori degli immobili, ci sono anche ragazzi giovani che hanno appena fatto un mutuo, sistemato le case. Cosa succederà se questa via si svuota da tutto? Cosa succederà dei nostri soldi? Dispiacere di fondo basato sul fatto che siamo innamorati di questa zona, l'abbiamo scelta volontariamente e vederla cambiare senza spiegazioni, senza specifiche del caso, non avendo la situazione in mano, ci spaventa perché il futuro è incerto e vorremmo avere più certezze. Allora, abbiamo sentito l'opinione dei residenti, insomma voi avete deciso comunque di non lasciare perché c'è un modo di comportarsi del comune che a voi non piace, qual è? Allora in questo momento qua noi non troviamo chiarezza nelle risposte, le risposte che non abbiamo perché noi insistiamo che il doppio senso a San Felice non è attuabile per una serie di motivi che abbiamo già dimostrato. Ci sono le possibilità di un percorso alternativo, attualmente mancano le risposte. Vogliamo assolutamente che il comune si sieda al tavolo con noi per darci veramente una risposta seria e per il futuro di questo parte di centro storico. Da Corso San Felice a Via Bedeschi, sempre a Vicenza, residenti esasperati dopo l'ennesimo episodio di vandalismo. Non è la prima volta che accade e adesso si indaga sul responsabile.
Brutto risveglio per 29 proprietari di auto che si ritrovano con le ruote bucate. È notte fonda quando un residente di via Bedeschi, a spasso col cane, vede uno sconosciuto che armato di coltello taglia gli pneumatici delle auto parcheggiate. Lanciato l'allarme, una volante della polizia interviene subito e rintraccia il vandalo lì vicino. Hanno tagliato addirittura 2 gomme, fra l'altro una era proprio l'auto dell'aziendale e ha avuto grossi problemi. Stamattina sono andato a lavorare in bici, per fortuna ho la possibilità di farlo e adesso ne abbiamo cambiato. Arrabbiato? Ma arrabbiato, è una cosa fastidiosa. Quando vede la volante l'uomo cerca di fuggire e getta il coltello recuperato dagli agenti. È un cittadino marocchino di 26 anni che oppone resistenza e si rifiuta di fornire le generalità. In questura si scopre che ha numerosi alias e un ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Difficile che i danni vengano risarciti, i residenti sono esasperati. Difficilmente. Quelli che hanno la macchina, diciamo, del coso, è probabilmente aziendale, probabilmente l'assicurazione, eccetera. Ma gli altri poveretti saranno tutto a loro spese. Se le persone vengono arrestate poi devono rimanere in prigione, non arrestarle alla sera e il giorno dopo vederle già fuori di nuovo a delinquere. L'importante è che non si ripeta, perché adesso ho sentito che è indagato a piede libero, quindi potrebbe tornare anche stasera, stanotte, magari la prossima volta fa i vetri o magari entra dentro un appartamento. Nel recente passato finestrini rotti più volte, auto strisciate, siringhe e spaccio nel parco e adesso le ruote tagliate. E adesso tutte le ruote, 29 auto con le ruote tagliate, è una cosa incredibile. Ma arrabbiati però perché la persona che ha fatto questo è di nuovo fuori e può continuare a farlo, non è possibile che funzioni così la giustizia. Il 26enne viene indagato a piede libero per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sull'identità personale e porto di armi per cui non è ammessa licenza. Questa dunque è la situazione. Allora noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torneremo per parlare di referendum con il presidente nazionale delle ACLI Emiliano Manfredonia. A tra poco. Ritorniamo in diretta da studio con il nostro Focus TG, torniamo a parlare del referendum costituzionale sulla giustizia, referendum per il quale ha prevalso il no e saluto e ringrazio per essere collegato con noi il Presidente nazionale delle ACLI Emiliano Manfredonia. Buongiorno Presidente, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per la disponibilità. Allora Presidente, subito un commento dell'esito naturalmente del referendum. Abbiamo visto un territorio nazionale variegato, nel senso che il nord si è speso per il sì, per il resto la penisola invece ha optato per il no. Poi abbiamo visto anche sui quotidiani di questa mattina una disamina delle fasce d'età che hanno determinato poi questo voto, al di là dell'alta affluenza che è comunque un buon risultato. Ma innanzitutto sì, l'alta affluenza è veramente il risultato di questo referendum che ci dà un sussulto di speranza per il futuro, perché ricordo che nelle ultime elezioni sia politiche che referendarie il quorum è sempre sceso, quindi questo ci fa ben sperare, anche se è un piccolo segnale. Quindi questa è la prima novità. Importante che il referendum, a parte in alcune regioni come appunto il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia e la Lombardia, comunque ha dato un esito che almeno per noi delle ACLI, che avevamo preso una posizione abbastanza chiara, è stata importante per un no che voleva dire soprattutto la Costituzione si può cambiare, ma va cambiata cercando la maggior convergenza possibile. Basta di cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza, e questo è un messaggio per tutti gli schieramenti politici, non soltanto quello che ha presentato oggi la riforma costituzionale. Le nostre regole devono essere il più possibili convergenti.
E poi c'è il tema giustizia, che è un tema importante, ha richiamato quasi 60% degli elettori a votare, e probabilmente però il tema giustizia deve riguardare di più le cose, la vita delle persone, quindi il tema della lunghezza, il tema appunto della certezza della pena, il tema dei costi della giustizia. Ecco, ci sono tanti elementi che devono essere portati magari a riforma. Invece questa riforma proposta e come è stata proposta, gli italiani l'hanno rigettata. Ecco, quindi c'è una necessità, come diceva lei, di riformare la giustizia in quello che è il servizio al cittadino, mettiamola così. Lei, Presidente, tra l'altro, nei confronti, voi come ACLI vi eravate schierate prima naturalmente del voto scegliendo il no, e ha ben motivato anche qual è il motivo, usando parole anche abbastanza forti. In un'intervista al Corriere lei ha detto: Meloni tradisce le persone in buona fede. Perché? Ma mi riferivo essenzialmente a quello che lei ha raccontato, ha detto più volte che se avesse vinto il no sarebbero usciti di galera stupratori, ci sarebbero stati casi particolari, pedofili in giro per l'Italia. Ecco, questa semplificazione è una semplificazione che purtroppo non fa bene alla politica. Il fatto che l'abbia detto il Presidente del Consiglio e non l'uomo della strada così, sinceramente è stato un elemento dannoso, credo anche per la stessa campagna elettorale, perché bisognava stare sui temi. Il tema della separazione delle carriere è un tema comunque sia nobile, che ha le sue motivazioni, può essere a favore, chi contro. Il tema è che questo referendum non andava a incidere sulle cose che diceva Meloni, ma incideva più che altro sulla possibilità appunto del sistema giudiziario, quindi del potere giudiziario, che è uno dei cardini della nostra Costituzione, di poter essere il più possibile indipendente. La nostra scelta è stata una scelta appunto meditata e ragionata, e abbiamo valutato i rischi di questa riforma, e abbiamo deciso che questi rischi erano maggiori di quelli che potevano essere i vantaggi. Non abbiamo rinunciato però al nostro ruolo di pedagogia anche democratica, andando a spiegare nei nostri circoli, nelle nostre sedi, quelli che erano i benefici e i rischi della riforma, quindi le motivazioni del sì e le motivazioni del no, perché erano entrambe, c'erano delle motivazioni valide. Quindi questo credo che sia stato l'elemento in più che la nostra associazione è riuscita a dare al nostro Paese. Certo, tra l'altro lei aveva anche ammonito a non strumentalizzare, in qualche maniera, a non condizionare il voto cattolico. Sì, questa è una cosa che mi ha dato particolarmente noia. Io quando ho costituito insieme ad altre associazioni il comitato civico per il no, che era distinto da quello dei magistrati, distinto da quello dei partiti, ho detto: noi non rappresentiamo i cattolici, siamo cristiani impegnati che hanno in un'associazione laica che ha preso una decisione particolare. Purtroppo il voto da parte di qualcuno voleva essere strumentalizzato, no? C'è chi addirittura è arrivato a dire l'unico voto compatibile con la dottrina sociale della Chiesa è il sì. Credo che queste siano affermazioni del tutto infondate, ma soprattutto, ecco, dividere i cattolici non ha proprio senso. I cattolici si devono impegnare nella società, si devono impegnare nella politica. È male quello di trascinare i cattolici per fede da una parte o dall'altra, è sempre sbagliato. Ecco, lei come giudicherebbe questa campagna referendaria da una parte e dall'altra, in sintesi? Che impressione le ha fatto, positiva o negativa? Ma allora, obiettivamente ci sono stati degli scivoloni sia dalla parte del sì sia dalla parte del no, ci sono state delle affermazioni, per l'amor del cielo, anche che sono state accentuate, però ecco, una campagna che comunque ha riportato all'attenzione dei temi cittadini. Questa campagna si dice: i cittadini, se sono sollecitati, sono attenti alla politica, sono attenti alle questioni che le riguardano, quindi tutto sommato sono
soddisfatto di questa campagna referendaria, lo dice anche l'alta affluenza. Non credo che l'alta affluenza derivi dal fatto che le persone hanno gridato. L'alta affluenza c'è perché il tema era importante più di quanto si potesse pensare all'inizio di questa campagna referendaria. Senta Presidente, poi c'è stata una, chiamiamola discesa in campo, anche se è improprio, il gesto del Presidente della Repubblica di andare a presiedere il CSM è stato potente comunque in questa campagna referendaria. Pensa che abbia spostato in qualche maniera gli equilibri? Ma ritengo assolutamente no. Le operazioni del Presidente della Repubblica sono sempre ben meditate. Sicuramente c'è stato un periodo di questa campagna referendaria dove c'era una delegittimazione del CSM e quindi della magistratura, e questo è negativo, a prescindere che si pensi allo sdoppiamento del CSM oppure no. Delegittimare la magistratura, i giudici, i PM, questo avrebbe lasciato delle macerie, anzi probabilmente qualche maceria c'è rispetto a quello che è il potere giudiziario. Vede, quando qualcuno dice bisogna votare sì, o ha detto, scusate il verbo, ormai il referendum è passato, qualcuno ha detto che se passasse il sì, se passava il sì allora ci sarebbe stato veramente un giudice terzo. Questo è profondamente sbagliato. Io mi auguro che il giudice terzo sia sempre stato, a prescindere dagli errori che ci possono essere stati, e credo che il Presidente della Repubblica, come ha fatto per esempio anche convocando il Consiglio Supremo di Difesa, lo abbia fatto in un momento critico per affermare quelli che sono i principi, i punti cardine della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, in un momento di difficoltà, e anche per cercare di far smettere di smuovere le acque in un senso troppo delegittimante rispetto alle nostre istituzioni. Senta Presidente, poi c'è la suddivisione per regioni, tra virgolette per territori, no? Che è uscita dai risultati di questo referendum. Abbiamo visto alcune regioni del nord marcatamente per il sì, al di là dei capoluoghi, lo vediamo anche noi in Veneto, abbiamo avuto un sì quasi al 60%, 7 capoluoghi in cui naturalmente si è votato in 5 ha prevalso il no, però c'è una suddivisione geografica che esce da questo referendum e che viene rimarcata a più riprese in queste ore. Ha un significato secondo lei? C'è chi qui al nord ha detto il nord che traina, il nord che vuole riformare è stato per l'ennesima volta frenato dal resto d'Italia. È una lettura corretta? Ma io non la trovo del tutto corretta. C'è chi ha votato no, non è per riformare, non è per non riformare, è nel merito di questa riforma che si è dato un voto negativo. Naturalmente le regioni che hanno una percentuale maggiore del sì sono regioni storicamente più appannaggio di quelle forze politiche che hanno favorito questa riforma, che hanno portato avanti questa riforma, quindi era da aspettarsi addirittura un risultato maggiore anche in Piemonte piuttosto che in altre regioni che sono a guida centrodestra. Quindi non vedo questo dato così legato al tema del nord riformatore rispetto al sud o al centro d'Italia, sinceramente. Senta, adesso come si procede? Il ministro Carlo Nordio ha detto poche ore fa: mi assumo la responsabilità politica di questa sconfitta, parole che sono un po' diverse, si fa un passetto oltre rispetto alla presa d'atto di ieri e al rispetto naturalmente che sia lui che la Presidente Meloni hanno espresso rispetto naturalmente all'opinione, al voto, alla decisione degli italiani. Lei si aspetta delle dimissioni da parte del Ministro della Giustizia? Guardi, allargo il ragionamento. Non mi sono piaciute molte delle reazioni
tra il sì e il no, perché anche rispetto al no questo politicizzare il voto e quindi pensare già alla sostituzione di Meloni, così non lo trovo adeguato rispetto a quello che era il tema del referendum. Certo, Nordio sente il peso e la responsabilità rispetto a aver proposto una riforma del genere. Ci sta che abbia come conseguenza le sue dimissioni, perché è una questione puramente anche politica, ma non credo che sia quello che deve chiedere la società civile. Quello che dobbiamo chiedere è che d'ora in poi le riforme e che siano sempre più appannaggio di un dialogo, no? Come ha detto anche il cardinale Zuppi nella prelusione della conferenza della CEI, dove appunto si cerchi la maggior convergenza possibile, pur rimanendo nelle proprie idee. Ecco, mi aspetto questo, quello che è mancato che è il maggior coinvolgimento possibile, soprattutto su questa riforma. Ecco, l'errore credo sia stato quello, visto che anche nella sinistra c'erano tanti che appoggiavano il sì, tanti che sostenevano la necessità della separazione delle carriere, non solo come funzione, che abbiamo visto c'è già, ma anche da un punto di vista più istituzionale. Quindi questo è stato il grave errore, e la lezione credo sia quella di cambiare rotta da qui in avanti, soprattutto perché i problemi che il nostro Paese deve affrontare sono problemi importanti. Abbiamo parlato del tema della giustizia, ma ci sono delle guerre intorno a noi, c'è il caro benzina, c'è una questione del diritto che è violato. Quindi ecco, credo che ci siano tante questioni che richiedono una convergenza maggiore di tutte le forze politiche. Dividerci su alcune questioni, per quanto importanti, non credo convenga a nessuno. Ecco, quindi secondo lei un'ultima sottolineatura, Presidente, è arrivato al governo un messaggio forte e chiaro, secondo lei, dall'elettorato? Credo di sì, a questo governo e alla politica tutta. Credo che la lezione di questo referendum sia importante. Ecco, al di là delle posizioni politiche dobbiamo trovare il modo di convergere il più possibile sulle cose importanti di cui l'Italia ha bisogno, e dall'altra parte cercare di continuare a insistere sul fatto della partecipazione. È stato un segnale bellissimo il fatto che siamo arrivati quasi al 60% su una posizione referendaria, quando alle elezioni europee, che comunque erano elezioni nazionali, siamo andati sotto il 50% di elettori che hanno votato. Quindi credo che sia importante continuare su questa strada. Lo dico perché ci sarà probabilmente il tema del premierato, ci sarà il tema della legge elettorale, almeno quello che si sente dire. Credo che il metodo sia quello di cercare la maggior convergenza possibile. Certamente. Allora grazie per la disponibilità, grazie, per il suo contributo, Presidente, e buon lavoro. Grazie. Grazie a Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle ACLI. Noi ci fermiamo per qualche istante, un rapido break, e proseguiamo con l'ultima parte del nostro Focus TG. Di nuovo in diretta con il nostro Focus TG, la cronaca: rapina una donna, le chiede un riscatto per riavere la borsetta, arrestato un 29enne marocchino, denunciato il complice, è avvenuto in stazione a Padova. Aggredita alle spalle da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa scaraventandola a terra e trascinandola per alcuni metri, la rapina violenta in stazione a Padova, vittima una 60enne dipendente di un albergo in città che stava andando al lavoro. Alle botte, allo spavento e al trauma, alla donna poi si è aggiunta la paura del ricatto. Il rapinatore che l'aggredita, infatti, mentre la 60enne era in ospedale per curare le contusioni, ha iniziato a telefonare ai suoi familiari chiedendo loro 100 euro per la restituzione della borsetta, che conteneva, oltre al portafoglio, documenti personali, le chiavi di casa e di lavoro, un paio di occhiali, 20 euro e il telefonino. Sono stati i colleghi della donna ad allertare il 113. I poliziotti si sono presentati all'appuntamento con il rapinatore in piazzale Stazione. Gli agenti hanno bloccato il 29enne marocchino, che ha reagito violentemente. Una volta caricato nell'auto di servizio, lo straniero ha anche danneggiato il vetro con testate e calci. Le indagini hanno poi chiarito che
che il giovane ha agito assieme ad un complice, fermato anche lui vicino alla stazione. Era stato arrestato lo scorso 28 febbraio per aver minacciato con una siringa un ragazzo nel tentativo di estorcergli del denaro in cambio della restituzione degli occhiali da vista che aveva perso. Il 29enne marocchino è finito in carcere accusato di rapina aggravata, tentata estorsione, resistenza, violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento dell'auto di servizio. Andiamo nel Bassanese adesso, perché dopo oltre 15 mesi anche il consorzio di bonifica Brenta ha eletto i suoi organi direttivi. Ci sono volute 2 tornate elettorali e un lungo commissariamento. Il nuovo presidente è Martino Cerantola, al microfono del nostro Mirko Cavallin. E buongiorno da Bassano del Grappa con Renzo Rigon alla parte tecnica. Eccolo qui il nuovo presidente del consorzio di bonifica Brenta, Martino Cerantola. Intanto congratulazioni per questa elezione arrivata ieri sera. Grazie, effettivamente è un grande risultato. Un risultato che però abbiamo dovuto attendere, tutti gli elettori hanno dovuto attendere per 2 elezioni, 15 dicembre 24, 14 dicembre 25, 463 giorni, 10 mesi, quasi 11 di commissariamento. Insomma è stato un periodo anche difficile nelle trattative. Assolutamente sì, fermo restando che comunque c'è sempre stata un'intesa tra questo gruppo e di conseguenza diciamo che è stata persa un'opportunità 1 anno e mezzo fa, quando si doveva creare un CDA allargato, e purtroppo dopo il commissariamento ha portato a questo. Il presidente provinciale di Coldiretti, Pietro Gudezzo, nel farle i complimenti, sottolinea il fatto che si chiude con questa elezione, si chiude un periodo di gestione politica, perché adesso lei è già stato presidente di Coldiretti, è coltivatore diretto, il vicepresidente è della CIA, insomma il mondo agricolo prende in mano il consorzio. Il mondo, la gestione e la dirigenza del consorzio Brenta ritorna in mano alle organizzazioni agricole con qualcosa in più. Le organizzazioni agricole che fanno un patto con il cittadino, cui ritengo che sia una cosa molto importante. E ricordiamo anche la componente rappresentata da Giustino Mezzalira, insomma, che ha comunque portato 4 consiglieri. Il suo vicepresidente sarà Marco Corradin, nel direttivo anche Giustino Mezzalira, Luciano Baldisseri, Lorenzo Olivetto e Antonio Miazzo, che è il presidente della consulta dei sindaci. Diciamo che c'è un'ampia rappresentanza confermata dal voto dello scorso dicembre, dove c'era stato un aumento della partecipazione. Sì, diciamo che va dato merito a chi ha divulgato sempre di più il ruolo del consorzio di bonifica, anche perché penso sia l'unico consorzio sicuramente in Veneto, ma non solo in Veneto, dove abbiamo raggiunto quasi il 12% di affluenza, e noi ci auguriamo che questa continui a aumentare, perché il nostro obiettivo è quello di avvicinare sempre di più il consorzio di bonifica al cittadino, far capire che il consorzio non è solo irrigazione, ma è soprattutto gestione del territorio e gestione delle acque del territorio. Presidente, da dove si parte, da dove si riparte quasi 1 anno e mezzo dopo? Ma innanzitutto partiamo da oggi pomeriggio con il passaggio delle consegne e poi iniziamo ad entrarci nei temi, nelle problematiche. Siamo alla vigilia, tra virgolette, del periodo di irrigazione, con tutti i problemi annessi e connessi. Pensiamo al minimo di flusso ecologico, tema molto importante che deve essere affrontato su un territorio dove la creazione del cibo è ampia e l'elemento acqua è fondamentale. Questo consorzio ha competenza praticamente fino alle porte di Padova, giusto? Esatto, 53 comuni, un territorio che è un angolo della provincia di Treviso, provincia di Vicenza e provincia di Padova, fino appunto alle porte di Padova. La cosa che ci tengo a sottolineare è che ci sono 53 comuni, tutti allo stesso livello, presi in considerazione tutti. Ci saranno delle priorità perché dei comuni avranno delle necessità primarie, però quello che noi intendiamo è dialogare a 360 gradi, perché vogliamo gestire il problema acqua, visto anche questi cambiamenti climatici, assieme a tutti.
E allora le auguriamo buon lavoro a lei, al direttivo e all'assemblea, un mandato che durerà comunque 3 anni e mezzo perché le scadenze dei consorzi sono fissate dalla legge e dalla regione. Grazie ancora al presidente del consorzio di bonifica Brenta, Martino Cerantola. Con Renzo Rigone alla parte tecnica vi restituisco la linea. Grazie ai colleghi di Bassano. Noi andiamo alla Biennale perché a Ca' Giustinian sono stati presentati i festival di danza, musica e teatro. Una ricerca che attraverso le 3 discipline di danza, musica e teatro, nell'esperienza fattiva che coinvolge il pubblico e gli artisti, un'esperienza che ancora una volta conferma quanto forte e potente è il senso e il sentimento dell'arte nella direzione della catarsi. Richiama la parola catarsi il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per presentare i prossimi festival di danza, musica e teatro. Il presidente ringrazia ancora il Ministero dei Beni Culturali e, pur senza mai accennare al padiglione russa, la catarsi può essere un concetto utile anche per uscire dalle polemiche di queste ultime settimane. La parola alla direttrice della Biennale Musica. Titolo ispirato al simbolo del bambino e dell'infanzia come metafora di ascolto radicale, libero da pregiudizi e condizionamenti culturali. È un programma inedito con tantissime commissioni originali di Biennale Musica. L'evento di apertura sarà una cerimonia itinerante di un ensemble di giovanissimi chitarristi che guideranno il pubblico della Biennale verso l'Arsenale. Ben 158 appuntamenti per 470 artisti attesi a Venezia sono i numeri della Biennale Danza, Musica e Teatro. I vari eventi che celebrano le arti dal vivo della Biennale prenderà il 7 giugno con il 54esimo Festival Internazionale di Teatro diretto da Willem Dafoe, in scena fino al 21 giugno, per poi proseguire dal 17 luglio al 1 agosto con il 20esimo Festival Internazionale di Danza diretto da Sir Wayne McGregor. Infine il 70esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea sotto la direzione della bravissima Caterina Barbieri sarà in programma dal 10 al 24 ottobre. Willem Dafoe sottolinea l'importanza del teatro. L'anno scorso lui ha cercato lavori che già conosceva, ha ripreso questi, invece quest'anno ha cercato di uscire più dai confini geografici, da quello che conosceva, ha fatto un lavoro di ricerca e ha cercato qualunque cosa potesse portarlo al di fuori di quello che già era noto. Il tema è il Time Dance Not Exist e che il principale argomento sarà l'archivio e il corpo come archivio. Così alla Biennale noi chiudiamo con una notizia ultim'ora a livello nazionale, ma che sicuramente colpirà molti di voi. È morto Gino Paoli, aveva 91 anni, questo è il sito del Corriere della Sera. Con Il cielo in una stanza e Sapore di sale ha rivoluzionato la canzone italiana. È dunque un altro grande che purtroppo ci lascia dopo, tra l'altro, Ornella Vanoni pochi mesi fa. Io ringrazio in regia Francesca Pezzo e Andrea Basso, grazie a voi per averci seguito. Appuntamento come sempre ai telegiornali questa sera e a Focus questa sera a partire dalle 21:15. Arrivederci.